Un buongiorno agli amici di Radio Conegliano e agli amici di venetoglobo.com. Siamo in diretta in questo momento, ma saremo anche tra l'altro in registrata proprio sulla web TV. Mi presento, sono Carlo Luna e questa è una finestra sul Friuli. Oggi ospite di questa puntata avremo un trio vocale femminile. Per chi ci sta guardando su Veneto Globe le può anche vedere in questo momento, sono tra l'altro anche tutte e tre vestite di bianco. Le vado a presentare, sbagliando sicuramente il nome, Trio Calliope. Giustissimo, bravo. Perché l'ho provato più volte venendo qui in macchina. Le presento fisicamente tutte e tre, iniziando dalla mia sinistra, in questo caso per chi ci guarda, ovviamente per la radio in questo caso no, Michela Franceschina, Eleonora Leonardon e Francesca Rossi. Detto bene? Lenardon, esatto, Lenardon, ho mancato la L, va bene. Allora, siamo qui per presentare questo trio Calliope che canta in maniera particolare perché non usa strumenti per suonare, che questa è una cosa rara ai giorni d'oggi, ma lo fa vocalmente. Quindi abbiamo qui con noi un trio vocale. Arriviamo da Pordenone, zona del Pordenonese, o anche Udine perché non mi ricordo bene. Pordenone. Quindi siamo nella provincia di Pordenone e sono qui anche perché questa sera poi loro parteciperanno alla chiusura di Pordenone Pensa e quindi di conseguenza è giusto anche dargli un po' di più visibilità. Ma iniziamo da voi. Perché questa idea di creare un trio vocale? Cioè, chi ve l'ha messa in testa questa cosa? Beh, abbiamo iniziato un po' più di 2 anni fa e arriviamo tutte e tre dalla stessa scuola di musica, da tanti anni. Che scuola? È la scuola di musica Bertrando d'Aquileia di San Giorgio della Richinvelda. Ok. E ci siamo ritrovate a dover spiegare ai ragazzi delle elementari, delle medie del nostro comune cosa si fa se si viene a studiare musica nella nostra scuola. Allora, oltre agli strumenti volevamo dare spazio anche alla vocalità e puff, è venuto fuori un trio Calliope. Puff, a me piace questo puff. Ma quindi praticamente per insegnare canto bisogna farlo solo con la voce, in sostanza, quello che mi stai dicendo. E quindi da questa idea qua, cioè dal fatto che io devo insegnare a cantare senza l'uso degli strumenti, vi è nata questa passione. Sì, diciamo che volevamo far vedere che cosa si può fare con la voce, perché si possono fare molte cose. Sì, quindi... se uno pensa a un gruppo musicale vocale, si può andare dietro negli anni con i Neri per caso, per dirne uno famoso, ma in realtà che noi conosciamo non ce ne sono molti gruppi che cantano solo con la voce. O forse no, sono molto sconosciuti. Esatto, forse sono molto sconosciuti. In Friuli ce ne sono a parte voi? C'è qualcosina, sì. Non nel nostro territorio del Pordenone. No. Ok, ce n'era uno ma si sono sciolti, ve lo dico io, e vi saluto se mi stanno ascoltando, sono quasi di Esis, che però mi sa che si sono dati più agli alpini che ai canti, che ai canti loro. Va bene, tornando invece a noi, voi siete partiti da poco perché 2 anni, quindi il progetto, sì, però avete già fatto alcune cose che qualcuno vi può invidiare. Parliamo del essere state la voce, il canto in questo caso, nel premio Facchetti, sì, alla Gazzetta Sport, quindi a Milano. Come mai questa così esploit soprattutto lì a Milano? Ma abbiamo avuto questa grandissima occasione, in realtà è nata per caso. Abbiamo conosciuto il direttore, cos'è lui? Segretario, sì, che ci ha invitate a cantare. Noi ovviamente abbiamo detto di sì, felicissime, infatti è stata un'esperienza fantastica. Sì, questo a novembre. Esatto, le immagini di questa cosa si possono trovare su YouTube, sul vostro sito? Sì, su YouTube, sia sul sito www.triocalliope.it che su Facebook. Trio Calliope con la T e la K maiuscole. Sì, perché precisiamo questa cosa, perché abbiamo visto anche gli articoli ieri, qualcuno il trio lo mette con la T minuscola, perché d'altronde forse uno pensa che Calliope è il nome, no, è il trio Calliope, proprio sì, il trio Calliope con tutto maiuscolo, sì. Quindi su Facebook, su YouTube. Sì, su YouTube.
Dove volete. Dove volete, Siamo perfetto, ovunque. esatto, siete ovunque. E prima di sentirvi, perché visto che siamo in radio, visto che comunque voi siete un gruppo musicale, adesso vi facciamo anche cantare, vi mettiamo all'opera, così di mattina, così intanto stasera dovete cantare, già vi alleniamo. Riscaldamento. Esatto. Prima di passare a questo, mi è sfuggita la domanda, mi scuso con gli ascoltatori, no, volevo chiedervi, ma gli arrangiamenti, cioè, chi se li sogna di notte? Perché ovviamente arrangiare 3 voci non è facile, soprattutto fare una cosa che sia armonica e armoniosa nello stesso tempo. Sì, diciamo è un compito che abbiamo tutte e tre, ogni tanto facciamo gli arrangiamenti insieme, ogni tanto singolarmente, poi ci scambiamo le idee, si prova e si vede quello che viene fuori di volta in volta e facciamo degli esperimenti anche, sì. Esperimenti, perfetto, ora sentiamo uno di questi esperimenti, partiamo con l'ascoltare che cosa? Di Edith Piaf abbiamo creato un medley di 3 canzoni che vediamo se riconoscerete. Sì, per chi ci sta guardando sta mettendo il diapason nelle orecchie. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me prends dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas ses rangs. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant toi. Dava 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 dava, ce qu'on est bien tous les deux. Dava 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 dava, on est ensemble les deux. Dava 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 dava, oui on a tous les deux. Dava 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 dava, on s'aimait comme les deux. On pourrait changer planète, tant que j'ai mon corps près, tiens. J'attends les flancs-flancs de la fête, et la terre n'y est pour rien. Allez, venez, Milo, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milo, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milo, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Da 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 da
era il trio Calliope, sì, Calliope, detto bene. Calliope. Quindi sempre qui in diretta su Radio Conegliano e anche su venetoglobe.com. Io sono Carlo Luna, questa è una finestra sul Friuli, ricordiamolo, cercateci anche su Facebook, anche lì una finestra sul Friuli tutto attaccato, e poi c'è il canale YouTube, in questo caso i live program, se volete rivedere le puntate, ma ovviamente sempre sulla web TV qui su venetoglobe.com. Ma molto bene, direi, di prima mattina così un buon risveglio, un Vian Rose così buttato lì a caso, ci sta. Com'è andare in giro a proporre questo genere musicale? Una sfida. Una sfida perché non è facile, perché non tutti lo apprezzano, o perché è una cosa strana e quindi tutti ti guardano perché state arrivati da Marte? Ma diciamo che forse si può fare un misto di tutte queste cose, perché è una cosa che affascina, perché appunto non è così consueta da trovare.